Cittadinanza onoraria al Corpo dei Vigili del Fuoco di Treviso. In un video il senso del lavoro e della dedizione del comando. Tra le tante storie, anche quella della signora Severina, che nella tragedia e l'angoscia di vedere la sua casa andare in fiamme è entrata ed è stata poi salvata dai pompieri di Conegliano nel 2023. Seppur spronati da parte del marito che diceva di intervenire immediatamente per spegnere l'incendio, invece ci siamo preoccupati di capire se all'interno ci fosse qualcuno, perché l'obiettivo fondamentale è la salvaguardia dell'incolumità delle persone. Non mi riesce a dire niente. Beh, insomma, la sua... Ringrazio tantissimo, tanto. E li abbraccio tutti perché hanno fatto una cosa grande. Sì, mi hanno spiegato com'è successo, come mi hanno salvato. Li ringrazio tantissimo. Per il loro impegno, la loro profonda dedizione e lo spirito di servizio a supporto della sicurezza, della protezione e del soccorso ai cittadini. Per il servizio di difesa, di tutela, di protezione della comunità che svolgono 365 giorni all'anno in un periodo storico caratterizzato anche da cambiamenti climatici, quindi da grandi eventi meteorologici che mettono a repentaglio la vita dei nostri cittadini e comunque generano preoccupazione. Ecco, la presenza dei Vigili del Fuoco è una presenza rassicurante. La consegna della cittadinanza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è rappresentato dalla direttrice interregionale Cristina D'Angelo e dal comandante Giuseppe Costa, che lascerà l'incarico per trasferirsi a Bologna il mese prossimo. Un'emozione grandissima perché per tutto il comando dei Vigili del Fuoco di Treviso, ma io dico per il Corpo Nazionale, questa è una soddisfazione immensa perché c'è il riconoscimento del lavoro di tutti i ragazzi e di tutti i Vigili del Fuoco, perché siamo una squadra, insieme possiamo dare un servizio sempre migliore alla città e quindi ai cittadini.